Ambiti di operatività delle deleghe. Il FSE della Regione del Veneto ha dato piena attuazione agli ambiti di operatività delle deleghe come indicati nel comma 12 articolo 11 del DM Salute FSE 2.0 del 24 ottobre 2023. Quali sono gli ambiti di operatività? Si parla di delega completa all'FSE in caso di delega di tipo A, delega per dati e documenti in caso di delega di tipo B, delega per servizi in caso di delega di tipo C, delega per taccuino in caso di delega di tipo D, delega per dati, documenti e servizi in caso di delega di tipo B più C, delega per dati, documenti e taccuino in caso di delega di tipo B più D, delega servizi e taccuino in caso di delega di tipo C più D. Delega di tipo A. Permette l'accesso generale a tutti i servizi e le funzionalità dell'FSE e del delegante con i medesimi privilegi. Consultazione dei dati e dei documenti relativi all'assistito. Accesso completo ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e le relative revoche, oscuramenti e relative revoche. Inserimento di dati e documentazione nel taccuino personale dell'assistito. Questa tipologia di delega era l'unica già presente. Delega di tipo B, consultazione dei dati e dei documenti relativi al tuo FSE. La delega di tipo B, ovvero la delega alla consultazione dei dati e dei documenti relativi al fascicolo sanitario elettronico, permette al delegato di accedere a quasi tutte le sezioni del portale fascicolo e del portale taccuino del delegante, ma con diritti di sola consultazione. Delega di tipo B, consultazione dei dati e dei documenti relativi al tuo FSE. All'interno del portale fascicolo, quindi, la delega di tipo B non permette l'oscuramento e/o il deoscuramento di alcun referto, certificato, vaccinazione o documento, indipendentemente che il documento sia all'interno di documenti, prescrizioni, screening o relative sottopagine, la gestione, archiviazione, prenotazione, annullamento richiesta e cancellazione prenotazione delle ricette specialistiche presenti all'interno di prenota visite ed esame. La gestione degli appuntamenti di documenti presenti all'interno della sezione screening, sia in bacheca screening che in archivio, il cambio medico, la gestione dei consensi presenti all'interno della pagina di gestione del profilo. È comunque possibile prendere visione dei consensi. All'interno del portale taccuino, quindi, la delega di tipo B non permette l'oscuramento e/o il deoscuramento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. Il caricamento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. L'eliminazione di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. Delega di tipo C. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e relative revoche. La delega di tipo C, ovvero la delega all'accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e relative revoche, permette al delegato di gestire i consensi, cambiare medico e visualizzare le informazioni dell'ambulatorio del medico del delegante. Delega di tipo C. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e relative revoche. All'interno del portale fascicolo, quindi, la delega di tipo C non permette l'accesso alla sezione Documenti, l'accesso alla sezione Prescrizioni, l'accesso alla sezione Screening, l'accesso al portale Taccuino, l'accesso alla sezione Tesserino ed esenzioni, pagina secondaria di Gestire le info del suo medico, l'accesso alla sezione Registro attività, pagina secondaria di Gestire il suo profilo. All'interno del portale Taccuino, quindi, la delega di tipo C da sola non abilita ad alcuna funzionalità. Delega di tipo D. Popolamento del taccuino personale dell'assistito. La delega di tipo D, ovvero la delega al popolamento del taccuino personale dell'assistito, permette al delegato di accedere al taccuino del delegante e di caricare ed eliminare misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. Delega di tipo D.
Popolamento del taccuino personale dell'assistito. All'interno del portale fascicolo, quindi, la delega di tipo D non permette l'accesso alla sezione Documenti, l'accesso alla sezione Prescrizioni, l'accesso alla sezione Screening, l'accesso alla sezione Gestire le info del suo medico, l'accesso alla sezione Gestire il suo profilo. All'interno del portale taccuino, quindi, la delega di tipo D non permette l'oscuramento e/o il deoscuramento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. Delega di tipo B più C, consultazione dei dati e dei documenti relativi al tuo FSE. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e relative revoche. Le deleghe combinate permettono la somma di ciò che veniva permesso dalle singole tipologie di delega e a volte anche alcune funzioni in più date dalla commistione delle due deleghe. Nel caso di delega combinata B più C, quindi, è possibile tutto tranne gestire il caricamento e l'eliminazione di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti all'interno del portale taccuino, prerogativa della delega D. Alcune funzionalità permesse dalla sola commistione di queste due deleghe. L'oscuramento e/o il deoscuramento di referti, certificati, vaccinazioni e/o documenti. La gestione, archiviazione, prenotazione, annullamento, richiesta e cancellazione prenotazione delle ricette specialistiche presenti all'interno di prenota, visite ed esame. La gestione degli appuntamenti relativi a documenti presenti all'interno della sezione Screening, sia in bacheca screening che in archivio. Delega di tipo B più D. Consultazione dei dati e dei documenti relativi al tuo FSE. Popolamento del taccuino personale dell'assistito. Le deleghe combinate permettono la somma di ciò che veniva permesso dalle singole tipologie di delega e, a volte, anche alcune funzioni in più, date dalla commistione delle due deleghe. Nel caso di delega combinata B più D, quindi, è possibile accedere alle sezioni Documenti, Prescrizioni, Screening e Gestire il suo profilo e sottopagine con diritti di sola consultazione. Accedere alle sottopagine Visualizza info ambulatorio e tesserino ed esenzioni della sezione Medico con diritti di sola consultazione. Accedere al taccuino e caricare ed eliminare misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti. Nel caso di delega combinata B più D, quindi, non è possibile l'oscuramento e/o il deoscuramento di alcun referto, certificato, vaccinazione o documento, prerogativa della delega C. La gestione, archiviazione, prenotazione, annullamento, richiesta e cancellazione prenotazione delle ricette specialistiche presenti all'interno di prenota, visite ed esame, prerogativa della delega C. La gestione degli appuntamenti di documenti presenti all'interno della sezione Screening, prerogativa della delega C, il cambio medico, prerogativa della delega C, la gestione dei consensi presenti all'interno della pagina di gestione del profilo, prerogativa della delega C, l'oscuramento e/o il deoscuramento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti all'interno del portale taccuino, prerogativa della delega C. Non ci sono funzionalità aggiuntive permesse dalla sola commistione di queste due deleghe. Delega di tipo C più D. Accesso ai servizi, incluse le prestazioni dei consensi e relative revoche. Popolamento del taccuino personale dell'assistito. Le deleghe combinate permettono la somma di ciò che veniva permesso dalle singole tipologie di delega e, a volte, anche alcune funzioni in più date dalla commistione delle due deleghe. Nel caso di delega combinata C più D, quindi, è possibile il cambio medico, la gestione dei consensi presente all'interno della pagina di gestione del profilo, accedere al taccuino e caricare ed eliminare misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti, l'oscuramento e/o il deoscuramento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti all'interno del portale taccuino. Nel caso di delega combinata C più D, quindi, non è possibile
Accedere alla sezione Documenti, prerogativa della delega B. Accedere alla sezione Prescrizioni, prerogativa della delega B. Accedere alla sezione Screening, prerogativa della delega B. Accedere alla sezione Tesserino ed esenzioni. Pagina secondaria di Gestire le info del suo medico, prerogativa della delega B. Accedere alla sezione Registro attività. Pagina secondaria di Gestire il suo profilo, prerogativa della delega B. Alcune funzionalità permesse dalla sola commistione di queste due deleghe: l'oscuramento e/o il deoscuramento di misurazioni, documenti, farmaci e altri prodotti all'interno del portale Taccuino. Moduli di creazione o eliminazione delega. L'utente che non ha particolare affinità coi servizi sanitari digitali può richiedere la creazione o l'eliminazione di una delega consegnando all'ufficio Relazioni con il pubblico della propria ULSS il relativo modulo dedicato opportunamente compilato. Il modulo di creazione delega ed il modulo di eliminazione delega, valido sia per revoca che per annullamento, sono sempre disponibili sul portale della salute di Regione del Veneto e su www.sanitachilometrozero.it. Nuovi ambiti di operatività della delega tramite POPE. Fase 1. Accedere al servizio di gestione delle relazioni di delega al fascicolo sanitario elettronico tramite portale operatori. Fase 2. Ricercare il codice fiscale dell'assistito interessato a delegare l'accesso al proprio FSE. Il portale recupera le informazioni anagrafiche e le relazioni di delega esistenti. Fase 3. Intraprendere la creazione di una nuova delega. Step 1. Visione informativa servizio. Step 2. Inserimento codice fiscale della persona da delegare. Step 3. Associazione codici fiscali tra delegante e delegato. Fase 4. I nuovi ambiti di operatività della delega sono qui elencati e descritti.